Non ci sono prese di posizione da parte dell'amministrazione Possamai, bisogna dare risposte concrete e definitive. È inutile perdere tempo. L'opera ad ovest avanza, nei prossimi mesi vedremo anche le ruspe partire, quindi non ci possono essere due velocità per la parte ovest e per la parte est. La TAV non può procedere a due velocità, da una parte i lavori che avanzano rapidamente a ovest di Vicenza, dall'altra le decisioni che tardano ad arrivare per lo sbocco a est. A parlare l'ex sindaco Francesco Rucco che per primo aveva dovuto affrontare i problemi legati ai cantieri dell'alta velocità. Nel 2022 come Consiglio Comunale abbiamo espresso all'unanimità l'intenzione di opporci allo scavalco del Montone a 7K, un'opera impattante per il territorio. Riteniamo che la galleria possa essere oggi la soluzione che farà vivere meglio questi quartieri in futuro. È chiaro che comporta dei sacrifici, quindi la decisione deve essere tra la galleria più lunga e la soluzione in superficie. Questo è quello che deve dirci Possamai cosa intende fare rispetto a queste due ipotesi. L'ex sindaco caldeggia la soluzione con la galleria che scongiurerebbe il cosiddetto salto del montone a 7K, lo scavalco dei binari della linea storica, con un cavalcaferrovia di 1,5 km che potrebbe arrivare a un'altezza, comprese le barriere antirumore, di 10 metri. Insomma, un mostro di cemento. Oggi le ipotesi che rimangono sul tavolo per lo sbocco a est della TAV sono tre. Sono tre le ipotesi in piedi, sono quella in superficie con il raddoppio di binari, con lo scavalco del montone a 7K, c'è la semitrincea con un tratto ridotto in galleria e dopo la galleria più lunga fin dalla stazione fino a dopo 7K che prevede anche lo scavalco del montone sotterraneo. Questa è la soluzione che chiaramente ex post, cioè dopo i lavori, sarebbe la meno impattante per il territorio. Chiaramente fare una galleria vuol dire anche però un cantiere più lungo e lavori particolarmente impegnativi anche da un punto di vista economico e per quanto riguarda gli abbattimenti. Le assemblee degli ultimi tempi hanno dimostrato che sui lavori TAV ci sono delle tensioni nella zona est. Bisognerà tenere conto delle specificità dei quartieri interessati e del volere dei cittadini. La volontà politica del Consiglio Comunale nel 2022 spingeva per la soluzione della galleria e per lo scavalco del montone che andasse sottoterra. Credo che questa sia la soluzione migliore in prospettiva. Lasciamo però che siano i cittadini a decidere e decideremo con loro la miglior soluzione possibile.